in questo stadio fantastico che tutto sembra possibile. La Serie D femminile, ci avete parlato della prima squadra, per cui siete reduci da che risultato? L'ultima di andata di campionato abbiamo perso in casa contro la Virtus Padova 3-1. La Virtus Padova è una squadra costruita per non vincere, forse anche qualcosa di più. Questo campionato di Serie D è molto quotata e ha un organico molto forte. Noi comunque perdendo 3-1 abbiamo messo in campo la nostra gioventù, perché abbiamo una squadra molto giovane che va dai 2000, il 99, 98, 96, 97, abbiamo solamente 3 veterane, il capitano chiaramente che è il 93, che è la signorina Sara che viene da Tavagnacco, e poi abbiamo due veterani come il microfono vicino. Il nostro centravanti Anna Salvagno, poi c'è la Fabiola Soggia, e poi abbiamo altre ragazze come la Irene Toglio, e poi chi è ancora di anziana? La Mariana. Che bella smetta, in polemica! E per il resto, sì, giusto. Per il resto abbiamo un gruppo giovane. Quindi abbiamo meno giovani, mettiamo così, anche se siete un gruppo giovanissimo. Vicino a lei, mister, ci sono dei dirigenti, accompagnatori, presentiamoli tutti. Ecco, prego. Buongiorno, sono Giorgio Furlanis, responsabile di questa squadra. Abbiamo iniziato quest'anno con umiltà, però siamo molto soddisfatti. Ma siamo a metà classifica, per cui ottimo risultato direi, visto anche l'età così giovane, anche perché in Serie D troviamo molti veterani, il mister ha detto anziani, proprio veterani, le ragazze. Per cui contentissimi, chiaramente questo entusiasmo ci è stato dato anche dal presidente del Portogallo Calcio, che siamo entrati in questo contesto, poi giocando al Mecchia per noi diventa anche un po' lo stadio, sì, noi giochiamo al Mecchia perché siamo una squadra in cui il pupilla, insomma, per l'impianto in Serie D. Io passerei la parola al mio presidente. Presidente, prego. Salve, non mi alzo perché... Già posso, niente, è stata una scommessa questa squadra femminile di quest'anno, che attraverso Giorgio è stata una chiacchierata una volta a cena, queste cose succedono così. Io voglio fare la squadra femminile anche perché ha una figlia che gioca nella squadra, quindi ha detto va bene, proviamo a vedere di mettere insieme un po' di ragazze e quindi di fare la squadra. E nell'arco di un mesetto credo siamo riusciti a fare questa squadra che si sta difendendo bene, con una media di età molto bassa rispetto alle altre squadre di questa categoria. Ok, il mister ha detto che l'ultima hanno perso 3-1, ma era la prima in classifica, non ha mai perso, neanche pareggiato, credo, le ha vinte tutte, quindi è una squadra che è nata, diciamo, che è stata costruita per vincere il campionato. L'obiettivo invece del presidente? Adesso io oggi sto perdendo 1-0, mi hanno appena mandato un messaggio con la prima squadra, perché noi 2 anni fa siamo ricominciati da capo in promozione col Portogruaro. Ah, ecco, maschile, sì. E quindi adesso mi hanno comunicato che stiamo perdendo fuori casa Musile, però siamo anche lì a 1 o 2 punti dai playoff, quindi speriamo che i ragazzi... L'obiettivo salire con il maschile, ma col femminile? Col femminile no, quest'anno diciamo sarà un anno di transizione, sì. Secondo me sarà il prossimo anno, anche perché la media di età, come diceva il mister e anche Giorgio, è molto bassa. Noi abbiamo un gruppetto di 99-2000, quindi devono crescere queste ragazze qua. Abbiamo il capitano che è, diciamo, la nostra bandiera, è anche quella che ha giocato anche nel Tavagnacco, quindi ha giocato in categorie più alte. Ecco. Bene. Ed è la nostra, diciamo, la più grintosa, è quella che prende abbastanza munizioni, tanto per... vero? Andiamo a conoscere anche il resto del gruppo, così andiamo anche a presentare le ragazze. Sono Gassi Sassier, sono dirigente della squadra. Io già ho detto al presidente Giorgio tutto quello che hanno detto corrisponde, c'è un grande gruppo. I risultati, siamo anche contenti dei risultati perché abbiamo fatto tra l'altro grandi risultati.
Bene. campionato. Vicino a lei c'è un genitore, no, dirigente, accompagnatore. Lei si alzi? Io sono Bruno Scrofani, sono un volontario che do una mano alle donne, alle ragazze, lei in mezzo alle donne. anche se non è la sede credo opportuna, però lo voglio dire, sì. Io sono neanche se arbitro, sono arrivato fino alla Benetti, ho avuto anche la allora fortuna dopo, di fare anche l'Udinese. Se dopo c'è un caso d'uomo viola lo interpelliamo. Come no? Va bene, così vediamo, la facciamo in diretta. Va bene? Sentiamo le ragazze da sopra, partiamo dalla ragazza, ecco, prego, ti chiami? Nome e cognome ruolo? Ho 14 anni e gioco a centrocampo. Bene, 14 anni, giovanissima. Io sono Elisa Crosaiol, ho 19 anni e sono difensore. Ferretti Sara, 18 anni, attaccante. Giulia Del Sal, 20 anni, difensore. Quando arriviamo il capitano avvisatemi, Camilla Panzarin, attaccante. Anna Salvagno, 27 anni, attaccante. La meno giovane, tra le meno giovani. Bottacin Sara, 21 anni, centrocampista. E tu sei il capitano, hai giocato nel Tavagnacco. Ma quanto tempo fa? Perché mi ricordo. L'anno scorso ho giocato a Chiaselli. Hai intervistato che eri a Chiaselli. E 2 anni fa ho fatto un po' di Serie A in Tavagnacco, però ero capitano dell'Under del Tavagnacco. Com'è essere a Portogruaro? Sei così grintosa, riesci a portare la tua esperienza in questo gruppo? È un'esperienza nuova per me, comunque è una squadra primo anno, quindi molto gruppo nuovo e si cerca di trasmettere la passione e la voglia di fare. Brava. Andiamo avanti. Zoia Marta, 15 anni, portiere. 15 anni, portiere. Tania Finotto, 18 anni, difensore. Mesuti Elena, 16 anni, centrocampista. Tu sei la sorella, una tifosa? La tifosa. Andiamo dalle dirigenti, guardate che belle, che fortunati che sono queste presidenti. Le Charlie Angels! Ah, eccole qua, riprendiamo, anche perché appunto bionda, mora e rossa, giusto? Prego, lei è? Lorella Grandini. Ah, lei? Lorella Grandini, accompagnatrice. Accompagnatrice? Io sono Enzo Barbara e sono la massaggiatrice. Bene. Fabiola Saggio, 24 anni, difensore. Alzatevi in piedi voi perché altrimenti non riusciamo a inquadrarvi. Pasquale Jessica, 17 anni, centrocampista. Lucia Scarpa, accompagnatrice. Lei si deve alzare anche lei. Lucia Scarpa, accompagnatrice, mi occupo della salute della squadra. E com'è a livello di salute questa squadra? Sì, allora stanno molto bene, si acciaccano tantissimo durante le partite, perché anche tra le ragazze c'è un gran numero di scontri, di infortuni, eccetera. E sono molto in gamba, loro sono molto brave, ne siamo molto orgogliosi e fieri di loro. E adesso stanno cominciando a gestire quello che è il discorso alimentare, tante piccole cose che anche vista la giovane età devono ancora essere un attimo focalizzate e messe a posto, ma sono molto brave. Bene, questo è molto importante anche per la loro crescita. Prego. Caligar Melisso, 16 anni, difensore. Alzatevi già in piedi così siete già pronte, ecco. Battistone Serena, 15 anni, centrocampista. Furlanis Giorgia, 14 anni, attaccante. Mascarin Maddalena, 14 anni, attaccante. Alternerei dal mister proprio per cercare di capire, loro sono cresciute in un settore giovanile oppure sono la loro prima esperienza, quelle più giovani intendo? Allora, qua abbiamo un paio di livelli, c'è un gruppo, soprattutto quello del 2000, che l'anno scorso hanno fatto qualcosa, una squadra alla Tisana. Ah, quindi hanno incominciato tutte là. Poi c'è gente, le ragazze che vengono, non so, da San Donà, dal vecchio San Giuseppe, ragazze qualcuna che aveva smesso da qualche anno, che si è venuta a recuperare. Avevano insomma avuto delle esperienze nel calcio femminile, non erano proprio all'inizio? No, ne abbiamo anche 2 o 3 che oggi non ci sono, 3 o 4 che non avevano proprio mai fatto niente e che si sono volute mettere alla prova, venire a stare in gruppo e divertirsi, cercare di imparare anche. Il presidente ci ha portato il calendario e il gagliardetto. Allora, qui abbiamo il gagliardetto del
Portogruaro calcio femminile, che un po' riprende quello del Portogruaro calcio maschile, però se vedete sopra al posto del pallone c'è una ragazza con i capelli, non so, ecco adesso forse così si vede, eccola lì, è una ragazza che calcia il pallone con la coda di cavallo per far vedere che è femminile. E poi abbiamo fatto anche un calendario dove ci sono la prima squadra maschile e c'è anche la prima squadra femminile, che è questa qua, con dietro lo stadio Mecchia, se sono le tribune dello stadio Mecchia, e in più ci sono tutte le squadre, perché quest'anno siamo riusciti a fare tutte le squadre del settore giovanile. Maschile però. Maschile, sì, sì. Perfetto, quindi questo è il nostro regalo, lo terremo con noi in redazione, sperando di portarvi bene, sia per il maschile che per il femminile naturalmente. Vi faccio un applauso perché siete gentilissime. Francesca, ti avviso che abbiamo un ex arbitro in studio, quindi se abbiamo dei casi da moviola abbiamo il fischietto. Lei era arbitro, dov'è? Che gara ha diretto? Col microfono però, dov'è il microfono? Allora, io ho iniziato nel 74 con la sezione di San Luca di Piave. Ma in che categorie lei ha? Io sono arrivato fino al campionato Peretti. Ah, quindi nel settore giovanile. Poi purtroppo a quei tempi c'era il discorso dell'altezza, anche se adesso non la guardano più, qualcuno gli sembra ridicolo, adesso non la guardano più. E poi ho fatto 15 anni a Portogruaro, attualmente, come dicevo prima, do una mano a loro a tutto raggio e più sono osservatore degli arbitri, non a livello ufficiale. Va bene, per cui se c'è qualche caso, lei si chiama, mi ripeti il nome? Bruno, abbiamo Bruno che potrebbe intervenire. Andiamo in pubblicità, ci tra poco per secondo tempo. Sì, è proprio arbitro, lo vediamo. Sì. No, ma è un complimento questo, cioè voglio dire, molto professionale. La Juventus con un ottimo 0-0 con traversa sì a favore della Juventus, ma anche tante azioni per l'Udinese sulle quali può recriminare, ne parleremo comunque dopo. Adesso 16 minuti di pausa, così anche Lorenzo Berlasso può bersi un caffè, può fare la merenda. Io devo ringraziare le ragazze del Portogruaro, il mister Mario Witt, le ragazze che hanno accompagnato e anche i dirigenti, il presidente, insomma tutto il gruppo che ci ha fatto accompagnare nel pomeriggio, l'arbitro, personaggio del pomeriggio, effettivamente Bruno, complimenti. In bocca al lupo. Se avremo dei casi da giocare la chiameremo qui in studio, così ci farà da nostro direttore tecnico. Ah, ok, il direttore di gara ufficiale della Patronissima. Grazie a Tosolini 800 Berlasso e Tommaso, tra poco Mix Zone con tutte le interviste dallo Stadio Friuli.